Dopo questo fatto innanzitutto noi chiediamo al signor prefetto, al signor questore, al nostro amato sindaco Enzo Bianco e ai dirigenti delle festività agatine un incontro per poter spiegare che tutto ciò che è stato scritto sono pure menzogne. È stato per un problema tecnico. Le corde si stavano spezzando, come sono successi questi problemi in altri 2 o 3 candelore durante la processione del 5. È inammissibile che si punti il dito sempre sulla festa di Sant'Agata. Ciò significa che stanno toccando la festa di Sant'Agata, Catania e i cittadini catanesi. Noi non siamo mafiosi. Se poi accade un problema, Dio mio, siamo esseri umani, si può anche sbagliare, un problema tecnico per incolumità delle persone, per non far fare male a nessuno, non si ci riflette di fare subito il comunicato. Bene, su questo a nome di dirigente del Cerio Ortofrutticolo e a nome di tutti i miei colleghi dirigenti degli altri ceri noi chiediamo scusa, ma che noi abbiamo portato la candelora in qualche posto per un semplice scopo, questo è assurdo ed è inammissibile.